mollate, non mollate. Finché non arrivano i veri tagli, noi non voteremo provvedimenti spot. Giovani, carini e occupatissimi a fare la guerra con ogni mezzo alla vecchia politica sono gli anti-Renzi del Movimento 5 Stelle. Alessandro Di Battista e Alberto Di Maio sono diventati i volti più noti tra i grillini e le ultime tumultuose settimane li hanno visti sempre più presenti in TV. Dell'uno e dell'altro si parla come prossimi candidati premier del movimento, ma tra loro sono molto diversi. L'immoralità, Santoro, è come il letame, si deve trattare con la pala, non con i cucchiaini d'argento. Alessandro Di Battista, Dibba per i simpatizzanti e il volto duro e intransigente del movimento. Al V-Day di Genova fu lui che era sotto il palco a ricevere una sorta di investitura. Ormai mi avete superato, Di Battista mi avete superato. Pronto a immolarsi per la causa, è un po' un Masaniello dei nostri tempi. Tagliati lo stipendio, tagliati lo stipendio. State mentendo e violate la Costituzione. I maligni dicono che sia mal sopportato dai colleghi e che sia un prodotto di marketing costruito a tavolino da Casaleggio in persona. Gli italiani hanno fame e voi avete tolto il pane agli italiani. Polemiche infinite hanno riguardato il padre, ex fascista mai pentito, ma lui si sente pronto per Palazzo Chigi. Renzi contro Di Battista, ci si vede? Beh, non sono così banale come lui, però credo che con il gruppo parlamentare, insieme ai miei colleghi, io sarei all'altezza. Luigi Di Maio è l'altra faccia del movimento, quella istituzionale. Se non ci convinciamo in questo paese che paghiamo 1000 parlamentari per fargli fare i parlamentari e non i passacarte di Renzi e Berlusconi, noi non andiamo da nessuna parte. Più morigerato, più politico, oggi a 27 anni è il più giovane vicepresidente della Camera. Io quando presiedo faccio rispettare il regolamento. Sarebbe lui il nuovo modello da seguire indicato da Grillo in persona nell'ultima riunione coi suoi. A lui l'Assemblea dei parlamentari grillini si affida sempre di più per spiegare le ragioni del dissenso politico. Se il Presidente della Repubblica da arbitro è diventato capitano della squadra di Letta con tanto di fascia e il Presidente della Camera mette la ghigliottina fuori da ogni regolamento, cosa dobbiamo fare noi opposizione in questo Paese? Io questo mi chiedo. Come vicepresidente a Montecitorio si è ritrovato in uno strano paradosso a vestire l'insolito abito di moderatore anche contro le intemperanze dei colleghi di partito. Rimuova quel cartello, per favore, allontanatevi, non è il caso di continuare questa cosa. Alessandro e Luigi, così in aula si incontrano e si scontrano le due facce del movimento, alla ricerca di un equilibrio forse ancora da trovare.